Eccoci qua. Sentite in diretta, quello era Papa Francesco, ovviamente dalla macchina che sta recitando la messa, la Santa Messa. Cosa dice? Sì, va bene. Qua c'è l'ultimo. Grazie per avermi rincuorato l'animo. Come al solito. Ecco qua. Dopo di loro c'è solo la salvezza, cioè si fa per dire. Mi metto dietro, sì dai, mi metto dietro. Guardate quante bici che ci sono, io continuo a dire tantissime bici oggi, con la pioggia qui a Varsavia. Nel corso della nostra diretta ne abbiamo trovate varie. Ovviamente questa parte della diretta andrà in onda subito, la rimanente andrà in onda a dicembre su Zwischenberg Channel col mio commento ironico. Non vi preoccupate, non serve che la carichi subito perché tanto non c'è niente di importante. Se ci fosse qualcosa lo farei vedere subito, tranquilli, come l'incendio del fiume di ieri. Una cosa assurda, come si può dare fuoco a un fiume? Ve lo spiegherò a dicembre, non lo so, però è successo ieri. Quindi tranquilli che è una roba assurda. Ok, adesso ho appena visto delle bandiere che mi interessano, bandiere con cui protestare. La prossima protesta che aiuta. Giusto piscinare. La prossima protesta in Italia la facciamo con le bandiere italiane e di Rio Mare. Ci può essere la bandiera di Rio Mare? Boh, vabbè. E niente, continuiamo. Africola, ma che è sta roba? Aiuto. Sempre più strano questo centro che noi stiamo visitando. Cioè, sempre strano, ma ci vorrebbe un idrovora qua in centro perché praticamente sci nautico sto facendo. La quantità di acqua è impressionante. Praticamente i miei piedi stanno nuotando, si stanno librando, non stanno. Cioè è inutile, troppa acqua. Sì, fischia. Che c'è adesso? Cosa avete da urlare? Hanno liberato le scimmie dal circo. C'è un po' di martini cava. Eccoli i palazzi che dovrei visitare, ma con tutta st'acqua non si può. Arrivano i rinforzi. Dove sono? Eccoli. Ah no, è un'ambulanza. Preoccupante. Nel frattempo ho trovato una persona vestita di rosso, è un record. Porca vacca, e ho trovato anche una buca, così mi sono bagnato ancora di più. Poi avendo i pantaloni di sto materiale del cavolo che assorbe, praticamente tornerò in ostello in condizioni gravose.
Andiamo a farci un panino da Subway. No, troppo occupato. Io direi che una manifestazione del genere potremmo farla per andare in ristorante, no? Poi paghiamo la romana e tutti felici e contenti. Perché mi suonate sopra? Io vorrei parlare, commentare, ma perché adesso c'è manifestazione anche dietro? Perché? Perché sono finito improvvisamente nel mezzo e non più nella fine? Non si capisce. Sto vicino ai miei amici e si risolve tutto, dai. Circa. Stiamo per passare davanti alla banca Ghost Darst, che non so che banca sia. Andiamo a fare un prelevamento di massa, secondo me. Potrebbe essere una cosa buona. Lo propongo al gruppo, tanto sono miei amici. Ho trovato un altro con un giaccone diverso dal colore nero. Risaliamo. Questi tombini li odio perché ovviamente se mi casca il telefono stiamo nella minchia. La viabilità ovviamente è bloccata. Questa è una macchina di non si sa chi, che può stare qui, saranno i vigili, presumo. Ancora un'aiola di cavoli e rosmarino. Mi piace questa cosa. Proprio mi piace. Dove stanno andando? Abbandonate che fate solo casino. I tram ovviamente sono tutti fermi. Vedi che è qualcuno di importante quello con la macchinetta di colore arancione, perché c'ha i lampeggianti, ok, che ce li aveva anche in, dov'era, a Riga, ce li aveva il servizio mobilità, i lampeggianti, non so se anche questi siano il servizio viabilità, però vabbè. Ok, continuiamo. Sempre più buia intanto la situazione. Hanno tagliato la corrente. Qualcuno non ha pagato la bolletta qua. Oppure volevano tenere i manifestanti al buio per poi dargliele di santa ragione. Tanto si riconoscono i poliziotti tra di loro avendo tutti la casacca gialla. Mannaggia quanta pioggia. Sì, suona per forza. Ho preso un casino da madonna. Adesso sono di nuovo misteriosamente alla fine del corteo. È una cosa incredibile che io continuo a essere in mezzo e poi alla fine del corteo. Non si capisce questa. Che caspita è? Chi è che grida così? Chi è la scimmia ambulante? Ma andiamo nella corsia opposta, tanto non c'è nessuno. E quella per svoltare, ah no, sta per svoltare un autobus. Nel frattempo non si vede di nuovo più un cazzo, perché la pioggia sta ovviamente affliggendo il mio monitor, lo sta stuprando. E io nel frattempo non trovo neanche più il fazzoletto per pulirlo. Perfetto. Diego, perché hai finito la diretta? Perché? Perché non trovavo un fazzoletto per pulire la telecamera. Vediamo se ce l'ho da questa tasca. Taci. Sembra che l'altro giorno abbia rubato un po' di carta igienica dal bar di qualche ostello. Ecco, adesso siamo di nuovo in onda. Bene. Intanto non si è visto il tombino. Non andiamo contromano, mi raccomando, non si può superare. C'è la doppia linea continua. Oh, e pare che funzioni qui, Oh, qui nessuno sorpassa la doppia linea continua. Perfetto. Vedi come sono ordinati questi. Questo corteo.
bravo, forza ciclisti, e dall'altra parte i turisti terrorizzati ovviamente. Chi sono questi? Cosa vogliono? Nel frattempo noi stiamo continuando verso l'infinito e oltre, perché questa è una capitale, avrà strade infinite e quindi non è che c'è Starbucks. Io direi che possiamo fare una deviazione. Starbucks. Ma tutti da Starbucks. Cazzo, stanno tutti entrando. È pieno. La manifestazione si scopre che fosse per Starbucks. Sono tutti andati dentro e niente, peccato. Mi sto cercando col semaforo. Una piscina praticamente. Da notare che io ci devo passare sempre con una caspita di nave, una motonave per poter passare. Eccoli, i campioni, gli unici che si vedono più che altro perché almeno loro hanno le luci. Infrared, guarda lì. Questa è una chiesa, presumo, penso, non so che chiesa sia, ma l'ho visitata adesso, in questo momento la sto visitando, diciamo, e adesso ci trasformiamo nel Diego Saccente. Questa è una chiesa con colonne in stile dorico, dei trafiletti mezzi ondulati la circondano, è in stile, potremmo dire, classico, è tondeggiante, un'arcata davanti composta da una fila più un'arcata dietro di colonne. Ecco, abbiamo detto tutto. Oscar, inizia a piovere violentemente, perfetto, e fu così che la manifestazione finì perché pioveva. No, è scherzo. Se poteste vedere le mie scarpe capireste che sto sciando. Possiamo andare sul marciapiede, no? Perché io, da bravo cittadino, vorrei camminare sul marciapiede, che tanto è vuoto perché tutti camminano, si sgambettano. Questa deve essere un'arteria principale perché la polizia segue con tutti i veicoli dietro e quindi ovviamente è così, punto e basta. Pace bene. Ma chi è che suona il campanaccio? C'è una mucca? C'era un allevatore di mucche col campanaccio, secondo me, e la mucca che lo inseguiva per riaverlo, probabilmente. Che casino. Un'altra goccia oltretutto ha colpito il mio monitor. La mia telecamera bellissima, quindi mi tocca ripulire. Portate pazienza perché sennò non ci vedete una minchia, perché già ci hanno tagliato la corrente perché questi non pagano mai le tasse. Questa che cos'è? Un taxi che blocca la strada? Assurda come cosa. Allora, prima c'era un taxi in prima linea al posto delle macchine della polizia, adesso ce n'è uno che chiude la strada. Ma qui, eccolo il mio amico, lo riconosci subito perché tra tutti i neri. Chi è che stanno caricando? Sarà un'ambulanza che torna indietro, appunto, e chi volevi che fosse? Suona, che magari si cavano. Vabbè,
continua tra le luci spente, la manifestazione, cioè praticamente sono solo le luci dei palazzi che illuminano. Io non capisco, ma costa così tanto l'energia elettrica da queste parti? Evidentemente sì. Allora, vediamo. E dai, sono tornato di nuovo in mezzo invece che alla fine, ma perché? Niente, oh, no, non se ne viene fuori da questa cosa. Questa macchina ha un CD dentro, siamo contenti, tutte con le targhe blu, che caspita vuol dire? Che sono diplomatici. E in fondo vedo la luce bianca, la vedete anche voi nello schermo, vedo che la vedete, vedo la luce e chissà perché. Ci spostiamo di nuovo, andiamo nelle file defilate del marciapiede. Oh, ma avranno finito sta manifestazione, sì o no? Oltretutto, no? Ma perché dovete venire fino in albergo da me? Oh, che è? Che minchia gridate tutti? Si capisce niente. Cosa volete? Guardate che grido anch'io, a caso però, Siete brutti, siete tutti neri, non vi si vede, si vede solo la polizia. Perché? Cosa c'è qua? C'è la Community of Democratic. Deve essere tipo una sede politica questa, dei democratici, presumo, da quello che ho letto, a meno che qua non significhi qualcos'altro. Vabbè. Continuiamo a tutte le luci spente, mi raccomando che si deve risparmiare. Ma io non lo so, vabbè. Una diretta lunghissima quella che sta facendo Zwishenberg Channel. Va a finire che poi non ho più batteria per tornarmene in ostello. No, vabbè, insomma, la strada è dritta, mica mi posso perdere. Disperso da 10 giorni, telecronista italiano. Che poi telecronista, sì, vabbè, di Zwishenberg Channel. Il nostro amatissimo direttore si è perso per 10 giorni nella capitale, Varsavia della Polonia. Accidenti, mi ha colpito una goccia in faccia. Adesso chiamo l'antisommossa e li faccio caricare perché mi ha colpito una goccia in faccia. Ancora. Ma chi è che ulula con sta sirena? Altra ambulanza? Cosa, si sentono tutti male? Mi raccomando che qua è Cognac, non so che cazzo voglia dire, come al solito. Qui stiamo visitando non si sa che cosa, anche perché è buio, continua a essere buio, cioè praticamente si vedono gli ombrelli e basta, non si vede niente. Inutile, cioè vabbè, io a questo punto direi che per farvi vedere qualcosa, a parte la luce a fine del tunnel che si vede un pochetto e che sono praticamente in mezzo, ecco, stanno girando, vediamo dove girano. Seguiamoli per un pochetto, poi me ne vado via perché ovviamente
finalmente si sono tolti dai coglioni e non me la lascio perdere come occasione. Girano, ululano, senti come ululano, ululate al buio come i lupi. Boh, vabbè, ululano, non si vede più niente, praticamente. Per farvi vedere qualcosa, questa è una pista ciclabile e non lo si capisce perché tanto è buio. Questo era una iola e non lo si capisce perché non si vede niente. Cioè, ma com'è possibile che un comune tenga spente le luci? Boh. Praticamente boh. Adesso sentirete le voci perché non vedete più niente. Ecco il traffico e la polizia. Oh, tocca mettermi dietro perché sennò non si vede. Cioè, loro almeno si vedono, almeno quello. No, perché sennò io non so cosa dovrei farvi vedere in questa diretta. Cazzo, un'altra piscinara. Ma io mi chiedo, no, io ho un solo paio di scarpe, queste ormai sono da buttare da quanto bagnate sono, poi che cazzo faccio io? Boh, vabbè, non lo so, me lo chiederò nei prossimi giorni, tanto devo stare qua fino a mercoledì e fino a mercoledì è prevista pioggia. Ale, grande notizia. Vi devo tenere compagnia io vocalmente perché tanto non vedete niente, a parte questo che è un ciclista che ha la luce autonoma. Io non ho neanche le luci. No, ce le ho le luci in realtà, è vero. Sì, però non vi posso fare la diretta con le luci perché sennò sembro troppo un giornalista della Rai che vanno in giro coi pali, riflettori grandi come una casa dentro il Fiat Ducato. Eccoli i miei amici della Pula, i grandissimi mezzi della polizia della Polonia sono qui parcheggiati tutti animatamente. Qui non si sa che monumento. Oh, finalmente c'è il monumento illuminato, non so che cosa sia, lo scopriremo, anche perché il giro che dovevo fare turistico è alle 11 di mattina, ma se alle 11 di mattina piove non è che mi muovo. Questo sarebbe un marciapiede, questi sono i mezzi della polizia invisibili a voi. Qua tutti a sirene, ma boh. Vabbè, e niente, piove. Loro penso che siano arrivati, Questa è una piazza, presumo che anche dai mezzi disposti qua, penso che loro siano arrivati. Adesso è arrivata anche una camionetta che vedete per i pochi fari. E basta. Grazie di illuminarmi. Porca vacca. Oh, è pieno di piscinare. E dagliela. Se vi pare che ci sia qualcosa di grosso è perché lo è. Pieno di gente. Questo sembra un monumento alla pace, non lo so perché, però lo sembra. Questo è un mezzo antisommossa. E niente,
La diretta di Fish and Bird Channel termina qui perché tanto non ci vedete più niente e non ci sentite tra poco perché con tutto sto casino. Io vi ringrazio per averci seguito in questa grandissima diretta e ci vediamo questa sera per un'altra grandiosa diretta. Questa diretta andrà in onda ovviamente appena riesco a caricarla perché sono 24 minuti 3130 mega, quindi vedremo tra quanto uscirà, ecco, con la connessione dello stand poi. Va bene, eccoli che fanno festa. Boh, vabbè, grazie per averci seguito.